Frazione di Pero di Breda di Piave sotto scacco dei ladri in poche ore, una giovanissima faccia a faccia con i banditi in casa. Mia figlia ha urlato per tutta la sera dallo shock, è inaccettabile, racconta il padre sconvolto. Decine le abitazioni nel mirino dei banditi, tra colpi messi a segno e tentati, un far west, raccontano i residenti. Il sindaco esasperato, questa ormai è una guerra, dice. Paura a Fontana di Villorba, dove un'auto ha preso fuoco all'improvviso in mezzo alla strada. La giovane conducente è riuscita a salvarsi per miracolo. Giovedì alle 15 a Pederobbi, i funerali della 18enne morta in casa nel sonno, una tragedia ancora senza un perché, sulla quale la procura ha aperto un'inchiesta. A Conschio, chiesa gremita per l'addio al professore Emanuele Bellò, per tutti Beppo Goppo da Casiera, autore del pronostico dello storico Schieson Trevisan. Una certificazione alle aziende che scelgono iniziative per combattere la fuga dei giovani, solo uno dei punti del progetto Generazione Veneto lanciato oggi dal candidato governatore del centrodestra. Intanto Manillo attacca Stefani sulla proposta di holding autostradale, la normativa europea non lo consente, dice il candidato governatore del centro-sinistra, che a Ring parla anche del tema casa. 4 novembre, la giornata dell'unità d'Italia delle forze armate, nella cerimonia in Piazza Vittoria a Treviso. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, questi dunque i titoli. Prima però di iniziare subito con la cronaca, vediamo il sondaggio lanciato fin da oggi e che avrà il suo esito come sempre a Ring, che riguarda la proposta di legge in Parlamento di Fratelli d'Italia, sfratto dopo 2 mesi di affitto non pagato. Giusta proposta secondo voi? 0422 162 6691 per il sì, 0422 162 6690 per il no. In questa proposta dunque che fa discutere a livello politico. Come sempre l'esito del sondaggio appunto questa sera a Ring con Ferdinando Marino. La telefonata è gratuita e non preoccupatevi se sentite il numero occupato, il sistema registra a seconda della scelta del numero la vostra preferenza, insomma la vostra scelta. Quindi questo è il nostro sondaggio, continuate a chiamare durante il telegiornale e poi anche successivamente, e questa sera come sempre l'esito a Ring. Tema casa è uno dei temi importanti e cardini delle regionali, ne parleremo anche più tardi nella pagina politica. Però prima c'è la cronaca, e la cronaca ci racconta ancora una volta della piaga, o meglio della guerra dei furti, con in particolare la situazione di Pero di Breda di Piave. Ieri è stata una serata da incubo per i residenti della frazione di Breda di Piave, che in poco meno di 3 ore, dalle 18:30 alle 21, hanno visto i ladri passare al setaccio l'intera frazione, decine di abitazioni che sono state prese di mira, mentre mezzo paese, carabinieri compresi, dava loro la caccia. In particolare una situazione drammatica si è registrata in un'abitazione dove una ragazzina si è trovata faccia a faccia con i banditi. C'è il racconto drammatico del padre nel primo servizio. Sua figlia come sta adesso? Bella domanda, lo vedremo nei prossimi giorni in poi. Era terrorizzata. Ha urlato tutta la sera. No, non è accettabile, non è più accettabile una situazione del genere. È ancora scosso il papà della ragazzina, che si è trovata faccia a faccia con i ladri mentre cercavano di entrare in casa dopo aver forzato la finestra del bagno. Il papà era appena uscito per accompagnare in palestra l'altro figlio, neanche il tempo di arrivare agli impianti sportivi, che riceve la chiamata della giovane. E ricevo una telefonata di mia figlia che urla disperata dicendomi ci sono i ladri in casa. E vabbè, lì faccio retromarcia, alla velocità della luce torno a casa e trovo mia figlia nella completa disperazione, insomma. Quindi sua figlia si è trovata faccia a faccia con i ladri? Stava cenando, sente dei rumori sul retro, dà per scontato che sia io che chiudo l'oscurante prima di partire. In realtà ero partito 30 secondi prima e quindi si dirige verso il bagno, trova l'oscurante aperto, la finestra chiusa e 2 ombre al di là della finestra che cercano di scassinare la finestra perché avevano già scassinato l'oscurante.
e lei si è messa a battere contro il vetro per farli scappare. Per fortuna si è inventata la scusa, ha cominciato a urlare papà scendi perché ci sono i ladri, e loro si sono dileguati, hanno saltato la rete, poi hanno attraversato un'altra abitazione e sono andati a fare immediatamente, dopo qualche minuto, altre 2 spaccate. Quello nella casa di questa famiglia è l'episodio più inquietante della notte di fuoco vissuta a Pero di Breda di Piave, dove i ladri hanno preso di mira una quindicina di case dalle 18:30 alle 21 tra via Marche, via Vicinale Marche, via 11 febbraio, via Code, via Cucchetto. Nonostante mezzo paese fosse sceso in strada e fossero arrivati i carabinieri, i malviventi hanno continuato a colpire spostandosi da una via all'altra. Scene da Far West, sinceramente qualcosa bisogna fare, perché così non si può vivere, soprattutto a -20 alle 7 della sera, quindi quando la famiglia si riunisce, quando l'emozione è ancora tanta, insomma. Una testimonianza drammatica, quella raccolta da Marta Marangoni e Alberto Pivetta questa mattina, e lo diceva Marta Marangoni nel servizio, una serata da incubo, ladri che si spostano non curanti da una parte all'altra, mentre c'era ovviamente l'azione delle forze dell'ordine, ma anche il tam tam dei residenti sulla chat di controllo del vicinato. Davvero 2 ore e mezza da incubo. Sono andate direttamente in camera, in cameretta, in bagno, e non c'era niente al suo posto. Sono venuti fuori anche i carabinieri, ma mentre firmavo il verbale li hanno chiamati da un'altra parte, a 500 metri da qua, che stavano andando dentro su un'altra casa. Nel racconto di questa signora, che ancora scossa preferisce non essere ripresa, la cronaca di quanto accaduto ieri sera a Pero. I ladri, almeno 3 persone, forse un quarto basista in auto, hanno battuto a tappeto la frazione di Breda di Piave, saltando come caprioli le recinzioni e correndo nei campi si sono spostati da una via all'altra man mano che venivano scoperti. In paese è attivo il controllo di vicinato comunale, più altre chat delle singole vie, ed il tam tam tra i residenti che hanno lanciato l'allarme è stato immediato, vista anche l'ora. Da via Marche, dove hanno scassinato le finestre di 3 case lasciando tanta paura ma senza riuscire a rubare nulla, si sono spostati in via Vicinale Marche, e qui un colpo è andato a segno. Poi attraverso i campi sono andati in via Code, scassinando altre 3 abitazioni. In questa villetta hanno messo a soqquadro le camere da letto, mentre i proprietari erano in cucina. In quest'altra casa l'effrazione è stata interrotta dalla padrona, allertata dalla chat del vicinato. Si seguiva il tam tam di chat, si avvisava, per cui si seguiva anche il percorso di questi benefattori. E improvvisamente mi è venuto il raptus e sono scesa, e quando sono scesa ho notato che la finestra aveva la maniglia messa in maniera strana, che non era come l'avevo lasciata io. E si erano già preparati la via di fuga da un'altra finestra, bloccando la persiana. Non contenti, hanno forzato la villetta vicina. Sono entrati nella casa degli zii, abbiamo visto che non hanno fatto tanti danni rispetto invece allo scorso anno, che sono entrati anche lì 2 volte ancora, perché adesso la casa è momentaneamente disabitata. E quest'anno non hanno fatto niente, ovviamente non hanno trovato niente, hanno solamente tolto dei quadri perché pensavano magari che dietro ci fossero delle cassaforti. Da noi poi hanno scavalcato la rete e sono andati dai vicini e lì hanno cercato di aprire la finestra, e però poi non ce l'hanno fatta e sono stati beccati, ecco, e sono scappati. Però hanno fatto tantissime case nella nostra via e anche in quella di fronte. Altra esperienza di faccia a faccia con i ladri in via 11 febbraio. Allarmata dal rumore, la proprietaria si è trovata di fronte 2 individui che avevano già forzato la finestra del bagno al primo piano, colpo riuscito anche in via Cucchetto, dove nonostante la presenza dei proprietari i ladri sono riusciti ad arraffare i preziosi di famiglia per poi dileguarsi nell'oscurità. E dunque in senso di impotenza anche dell'amministrazione comunale, già più volte intervenuto nelle scorse settimane, nei scorsi mesi sul tema dei furti, il sindaco Cristiano Mosole, che ha assistito come tutti i residenti a quanto stava accadendo e che ai nostri microfoni parla di una vera e propria guerra. Sentite. È come se fosse scoppiata una guerra, erano avvisi, io li leggevo attraverso il controllo del vicinato, attraverso persone che poi mi hanno chiamato direttamente, ma chiaramente ero in contatto con le forze dell'ordine. Era un ripetersi di casi, di tentativi. Io non lo so che cosa abbia portato queste persone ieri sera, fortunatamente da un certo momento poi se ne sono andati, però nel frattempo
hanno lasciato troppe tracce, troppi tentativi sul nostro territorio. Sì. Siamo stati flagellati ieri sera. Io ho cercato di far arrivare più pattuglie possibili, perché giustamente se stanno rilevando delle frazioni, però avere altre pattuglie che girano il territorio, visto quello che stava capitando, perché siamo stati purtroppo abituati, e dico abituati a denti stretti, ad avere il caso o i due casi, ma la ripetizione di ieri sera sembrava veramente una guerra. Quasi una sfida dei malviventi alle forze dell'ordine e anche ai residenti e all'amministrazione. Come sfida, una sfida spesso è quella delle baby gang. Ieri abbiamo raccontato i dati che mettono la città ma anche la provincia di Treviso al primo posto in Italia per incremento di denunce di reati compiuti da minorenni. Oggi è intervenuto su questo il presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon. Un dato che non fa certo piacere e sul quale bisogna riflettere. Mette in evidenza che ci sono controlli, perché dai controlli emergono i numeri, e mette in evidenza che c'è da lavorare in termini di prevenzione e di repressione. Alcuni strumenti che oggi abbiamo sia per la prevenzione che per la repressione si sono rivelati inefficaci o poco efficaci, insomma, visto che ci sono questi numeri. Dopo i numeri sui reati del 2024 resi noti dal Ministero dell'Interno, nel Veneto ci si interroga su come fronteggiare l'aumento di furti, rapine e gli illeciti legati agli stupefacenti. Tutte le province del Veneto nel 2024 hanno registrato un aumento dei reati, ma se Treviso è solo 101esima per numero totale, è la prima d'Italia per numero di arresti e denunce a carico di minori. Su 9.120 persone denunciate o arrestate nel 2024, gli under 18 sono il 9,5%, quasi il doppio della media nazionale. I sindaci hanno chiesto al governo di aumentare le risorse al Fondo Nazionale per la Sicurezza Urbana, finanziando interventi contro il disagio giovanile e la dispersione scolastica. I veri nodi sui quali lavorare, perché anche quelle minoranze turbolente trovino la loro strada. Bisogna continuare ad insistere a lavorare con il mondo scuola, affiancare al mondo scuola un percorso dove i familiari di questi giovani che hanno delle criticità possano farsi carico in misura maggiore della responsabilità di una convivenza civile, di un apporto da parte di tutti a un progresso che non può passare attraverso azioni di baby gang piuttosto che a questi effetti deviati di minoranze, di giovani che però fanno purtroppo gran cassa. Infine un pensiero va rivolto anche a quei ragazzi, e sono la maggioranza, che si impegnano nella società civile e che vivono appieno i loro anni senza dover balzare agli onori delle cronache. Oggi avevamo la migliore gioventù qui che ha issato la bandiera, e quindi questa è una nota positiva che talvolta magari non si mettono in evidenza. I ragazzi, la gioventù in generale, la nostra è una gioventù preparata, abbiamo alcuni elementi sui quali bisogna lavorare che ci portano purtroppo in testa a queste classifiche. Dal Presidente della Provincia, che era ovviamente alle celebrazioni del 4 novembre, fra poco le vedremo in Piazza Vittoria a Treviso. Ancora parliamo di giovani, parliamo in questo caso però di una sedicenne di Fara di Soligo che si è allontanata di casa da ieri mattina e non è più tornata a casa. Si cerca pertanto questa sedicenne, alta 1,62 m circa, di corporatura magra, capelli castani, occhi castani, a piercing con brillantino al naso. Al momento dell'allontanamento indossava una giacca in pelle con cappuccio di colore marrone, jeans blu e scarpe ginniche nere. Chiunque vista interessata o possa riferire informazioni utili ai fini della ricerca ovviamente è pregato di contattare il 112. Ancora la cronaca, agli arresti domiciliari, il 34enne marocchino che assieme a un connazionale 32enne era stato condannato per aver aggredito e più volte perseguitato, lo ricorderete, il titolare del kebab di via Roma a Treviso, accusato di continue minacce e destinatario del divieto di avvicinamento alla sua vittima, avrebbe più volte manomesso il braccialetto elettronico danneggiandolo ed evitando di ricaricarlo. La misura cautelare è stata perciò convertita dal GIP in quella degli arresti domiciliari. Momenti di paura ieri sera e di grande tensione a Fontane di Villorba, un'auto che prende fuoco improvvisamente lungo la strada. Le persone temono che la conducente del veicolo, una ragazza di 22 anni, sia ancora all'interno, in realtà si era salvata per miracolo. Abbiamo visto fuoco
Fuoco, ha preso fuoco una macchina, non so neanche come. Erano circa le 21 quando una Peugeot 207 ha preso fuoco all'incrocio tra via Trieste e via Pola a Fontane di Villorba. Al volante una ragazza di 22 anni di Treviso che è riuscita ad uscire dall'abitacolo pochi istanti prima che le fiamme avvolgessero completamente il veicolo. Il rogo è stato accompagnato da diverse esplosioni e da un'intensa colonna di fumo visibile a grande distanza. Panico tra gli abitanti della zona, scesi in strada temendo che qualcuno fosse ancora intrappolato nell'auto. Sperando che non fosse a gas e quindi saltasse per aria tutto. La giovane, in evidente stato di shock ma miracolosamente illesa, ha subito chiamato i soccorsi. In pochi minuti sono arrivati sul posto i vigili del fuoco di Treviso con un'autopompa, riuscendo a domare le fiamme. Con loro anche i carabinieri che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento, ma tra le ipotesi più probabili si parla di un guasto al motore o di un cortocircuito elettrico, forse una perdita di carburante o di olio che a contatto con parti surriscaldate del motore hanno innescato rapidamente le fiamme. Un dettaglio ha colpito particolarmente i residenti. Proprio di fronte al punto dell'incendio, un'effigie della Madonna di Pompei, incorniciata e appesa a un albero lungo la careggiata. Per molti non solo fortuna, ma forse un segno divino ad aver protetto la giovane automobilista in quei drammatici minuti. La Madonna del Rosario di Pompei. Pensa che quella là è stata messa la prima nel 1800, credo, e 80, fine del 1800. Probabilmente ha compiuto un miracolo. Esatto, può essere. Può essere. E miracolo è stato anche per il 68enne tedesco precipitato poco dopo mezzogiorno con il suo parapendio a Borso del Grappa e che ovviamente non ha avuto un esito tragico nel suo futuro. Aveva approfittato del bel sole e si era lanciato con il suo parapendio da Col del Puppolo, località di Borso del Grappa. Il 68enne tedesco precipitato nel bosco poco dopo mezzogiorno è rimasto sospeso tra i rami di un albero a circa 5 metri da terra. L'allarme è stato raccolto da una squadra del soccorso alpino della Pedemontana del Grappa che ha raggiunto il velista che è stato liberato grazie alla realizzazione di una piccola teleferica, visto che il pilota si trovava fuori asse rispetto al tronco della pianta di circa 3 metri. Una disavventura a lieto fine, il 68enne non ha riportato alcuna conseguenza. Ottenuto il nulla osta della procura, si svolgeranno giovedì alle 15 a Pederobba i funerali di Chiara Zardola, 18enne morta nel sonno improvvisamente la notte tra il 24 e il 25 ottobre. L'autopsia, come abbiamo raccontato in questi giorni, non ha sciolto i dubbi sulle cause del decesso, avvenuto per un arresto cardiocircolatorio dopo che la ragazza aveva assunto dell'ibuprofene datole dalla madre per un fastidioso male alla gola. Per questo, l'abbiamo raccontato, saranno necessari gli esami tossicologici. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando la morte in conseguenza di altro reato e per ora senza indagati. Intanto giovedì pomeriggio l'intera comunità di Pederobba si stringerà attorno alla famiglia della sfortunata ragazza. E sempre giovedì, ma a Fregona e alle 15:30 anche i funerali di Germano De Luca, l'85enne morto nello schianto in auto contro il bus TVO a Piavondi Oderzo mercoledì scorso, mentre la guida della vettura pur senza patente si stava recando dalla 90enne che frequentava da anni. Un incidente che, lo ricorderete, ha provocato diversi feriti e shock tra i giovani studenti che si trovavano sul mezzo, finito nel fossato, come vediamo in queste immagini. Quindi un altro funerale giovedì, ma alle 15:30 a Fregona per Germano De Luca. E poi l'addio invece di oggi, l'addio a Conscio di Casale sul Sile per un personaggio storico, davvero storico di Treviso, Emanuele Bellò, per tutti Beppo Gobbo da Casera, autore del pronostico dello storico calendario Schieson Trevisan. Una folla commossa di amici e parenti si è raccolta nella chiesa parrocchiale di Conscio, suo paese natale, per rendere l'ultimo omaggio a Emanuele Bellò, da molti conosciuto come Beppo Gobbo da Casier per i suoi pronostici in dialetto nel celebre Schieson Trevisan, il più antico almanacco d'Europa, dove riusciva a trasformare il dialetto in poesia, ironia e sapienza popolare. Uomo di studio e di profonda umanità, Bellò è stato molto più che un docente dell'Istituto Riccati. Per generazioni di trevigiani è stato un custode di memoria, un ponte tra la lingua antica e la Treviso di oggi. Nel suo sguardo riservato abitava una passione sconfinata per la cultura locale, oltre 150 libri, centinaia di recensioni e un impegno costante nel valorizzare artisti, poeti e tradizioni.
Era schivo ma generoso, ha ricordato la figlia Federica durante la cerimonia. Amava il silenzio e lo studio, ma anche la vita e la gente della sua terra. Caro papà, quante cose belle hai trasmesso anche a me. L'amore e la cura per le persone fragili, la passione per i libri e la letteratura. Tutte queste grandi cose sono arrivate fino a tuo nipote Lorenzo, che per te ha un'ammirazione unica e da grande vuole fare lo scrittore come te e diventare come il nonno famoso. Accanto a lei la moglie Marinella e le numerose associazioni culturali che Bellò aveva sostenuto e ispirato negli anni. Dal gruppo folcloristico trevigiano alla pastoria del Borgo Furo, dalle baghe della Zosagna ai trevigiani nel mondo, tutti uniti in un abbraccio ideale per chi aveva fatto della cultura trevigiana la sua casa e la sua voce. Anche online una vera ondata di affetto e riconoscenza ha raggiunto la famiglia, messaggi, ricordi e parole di gratitudine per un uomo che con discrezione e intelligenza aveva saputo toccare il cuore di molti. Caro prof, dopo 30 anni ancora ricordo una persona buona e saggia, riposa in pace. Mi dispiace tantissimo, un altro pezzo di Treviso che se ne va. Lo Schieson continuerà il suo cammino come ogni anno da oltre 3 secoli, ma da oggi avrà una pagina speciale dedicata a Emanuele Bellò, l'uomo che seppe leggere il cielo e il tempo con l'anima di Treviso. Lui ce l'ha confezionato, ce l'ha impostato, è stato fondamentale per noi ed è sicuramente una grave perdita. Pochissimi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta c'è ancora la pagina politica e molte altre notizie. A fra poco. Eccoci in diretta il telegiornale di Treviso, siamo alla pagina politica ovviamente con lo sguardo alle elezioni regionali, un attestato di riconoscibilità alle aziende che scelgano iniziative per combattere la fuga dei giovani. È soltanto uno dei punti del progetto Generazione Veneto lanciato oggi dal candidato governatore del centrodestra Alberto Stefani. Abbiamo lanciato Ecosistema 2530, abbiamo lanciato la certificazione Young Friendly per le imprese e anche tante iniziative più concrete come il piano casa che ovviamente riguarda la necessità di tantissimi ragazzi di poter accedere ad una casa a prezzi calmierati. Alberto Stefani, candidato del centrodestra alla presidenza del Veneto e giovane a sua volta, con i suoi 32 anni, lancia la certificazione Aziende Young Friendly, un attestato di riconoscibilità delle realtà produttive che mettano in campo tutta una serie di iniziative per far sì che i giovani non scelgano di emigrare altrove, magari all'estero. Li tratteniamo qui valorizzandoli anche dal punto di vista del welfare, quindi non può essere solo una questione di stipendi, che ovviamente è assolutamente fondamentale, ma anche una questione di welfare aziendale, quindi garantire la possibilità per ciascuno di loro di poter accedere a queste forme di welfare nel tessuto imprenditoriale del nostro territorio, di poter incentivare ovviamente le imprese che ne fanno promozione. Idee, spunti raccolti parlando direttamente con loro, i giovani, i ragazzi in piazza. L'abbiamo chiamata Generazione Veneto, che vuole raccontare quanto i giovani del Veneto vogliono dare a questa straordinaria terra. Lo faremo con un network di idee che lanceremo il 15 di novembre mattina e lo faremo insieme a tanti giovani per dare loro voce e dare loro la possibilità di indicarci la via. Un percorso con più direttrici, quello incentrato sulla generazione Z, dice Stefani, come Ecosistema 2530, progetto nato anch'esso per fermare la fuga di cervelli in atto ormai da anni, potenziamento della rete della formazione tecnica e professionale da un lato, percorsi post lauream dall'altro per far dialogare mondo della ricerca e mondo dell'impresa. Quando si fa politica non si guarda solo ad oggi, non si può guardare solo a domani, ma si guarda alla società dei prossimi anni. Solo così si potrà creare un futuro dignitoso e forte per il nostro territorio. Incalzato sulla giunta da nominare in caso di vittoria, Stefani non si sbilancia mentre torna a parlare di infrastrutture e ribadisce la volontà di proseguire sulla strada di costituzione di un holding autostradale del nord-est. Solo così si potranno trovare degli investimenti importanti per poter sviluppare una rete infrastrutturale importante nel nostro territorio, di poterlo fare dimostrando anche dove vogliamo individuare i fondi. Ma proprio sulla proposta di holding autostradale arriva la critica del suo avversario diretto Giovanni Manildo, che dice che la normativa europea non la consente. Lo dice appunto il candidato governatore del centro-sinistra, che ieri sera a Ring ha parlato anche di un tema caldissimo, che è anche il tema del sondaggio di questa sera, cioè del tema della casa. Sentite.
Ritengo che sia tecnicamente bloccata dal diritto europeo questa idea di fare una holding autostradale veneta, perché bisogna assolutamente partecipare alle gare. Non è che fantasia, secondo Giovanni Manildo, candidato alla presidenza del Veneto per il centro-sinistra, l'idea di una holding autostradale del nord-est sostenuta dal suo rivale del centrodestra, Alberto Stefani. Ospite di Ferdinando Abarino a Ring, Manildo ne ha fatto una questione innanzitutto normativa. Si farebbe una holding autostradale che serve per coprire una perdita, quindi nasce non molto virtuoso. L'altro tema è che una holding autostradale è veneta, c'è la direttiva, lo sappiamo tutti, dopo la sentenza Bolkestein, la direttiva europea, siamo oggetto di gara, quindi si deve pensare all'assegnazione tramite gara europea e non si può pensare a un affidamento diretto di una concessione. In tema infrastrutture pende sulla futura compagine amministrativa anche la posizione della Regione rispetto alla copertura del canone della Pedemontana, dice Manildo. Veniamo da una situazione che deve essere ripresa dal punto di vista economico, dal punto di vista della locazione del rischio, dal punto di vista della gestione del contratto, e sicuramente questo è un tema che va preso appena si arriva in Regione. Punto primo, ricontrattare l'accordo con il concessionario, afferma il candidato del centro-sinistra, che propone un corposo piano di investimenti su un altro fronte, quello dell'emergenza casa, che colpisce tutto il territorio a partire dalle aree spopolate e degradate. E come prima proposta abbiamo detto di fare un'agenzia unica regionale per la casa che abbia una dotazione per 5 anni di 500 milioni di euro, 100 milioni di euro l'anno, con i quali efficientare e mettere in circolo degli immobili per calmierare il prezzo. Sostenibilità economica che passa anche per una riduzione dei costi energetici. Manildo loda il modello Friuli Venezia Giulia, dove i cittadini che vogliano installare un impianto fotovoltaico beneficiano allo stesso tempo di incentivi regionali e statali. E il fatto che sia possibile il cumulo, perché sappiamo che molto spesso non ci può essere il cumulo, ha reso il Friuli Venezia Giulia da questo punto di vista un fuoriclasse, diciamo, dal punto di vista delle diffusioni delle rinnovabili, e penso che soprattutto per le piccole e medie imprese sia qualcosa che deve essere fatto. Sono tanti i temi che vengono posti all'attenzione dei candidati per le regionali, ne ha messi in fila ieri anche la CISL Belluno Treviso. Abbiamo posto tutte le problematiche che riteniamo essenziali da risolvere presenti nei nostri territori, sia nella provincia di Treviso che sia nella provincia di Belluno. Un incontro tra la CISL e i candidati alle prossime elezioni per affrontare le priorità dei territori e dei settori di riferimento. 10 sindacalisti hanno rivolto domande mirate ai candidati Paola Roma e Andrea Bernardin per il centrodestra, Claudio Beltramello e Alessandro Del Bianco per il centrosinistra, invitandoli ad assumersi impegni precisi. Abbiamo chiesto ai candidati l'impegno primario, quello di costituire dei tavoli permanenti su ogni problematica che abbiamo analizzato. Quindi nel momento in cui si parla di abbandono del territorio in provincia di Belluno bisogna costituire un tavolo per affrontare questo tema e risolverlo. Così lo stesso per altre problematiche come la carenza di personale, tutto il sistema sociosanitario da adeguare, il tema della casa, problematica grandissima da risolvere, e così come tutto il tema della sicurezza sul lavoro, delle retribuzioni non sufficienti per contrastare la perdita del potere d'acquisto dei lavoratori. Potere d'acquisto che, secondo il report della CISL, infatti, è calato di oltre il 9% per i lavoratori e le lavoratrici del bellunese e di più dell'11% nella Marca, aggravato dall'aumento delle spese sanitarie a carico dei cittadini. Sul tavolo anche la crisi abitativa che colpisce entrambe le province e il tema della sicurezza sul lavoro. Nel 2024 si sono registrati quasi 14.000 infortuni nel Trevigiano, mentre nel 2025 sono oltre 8.000. Vediamo adesso il 23 e 24 di novembre come andranno le elezioni, per poi subito dopo contattare coloro che saranno eletti dai veneti e cominciare a lavorare assieme in uno spirito di partecipazione e di collaborazione, con un'idea molto semplice: lavoriamo per il bene comune del Veneto, lavoriamo per far sì che i nostri territori siano nuovamente a livello di famiglia, a livello di lavoratori, in un benessere collettivo. A proposito di politica, parliamo di politica amministrativa. Un decano della politica amministrativa trevigiana, Giacinto Bonani, il vice sindaco di Villorba, ha rassegnato nella mattinata di oggi le proprie dimissioni dall'incarico di vice sindaco formalizzato in municipio dopo l'annuncio dato nella seduta di ieri sera del Consiglio Comunale. La decisione legata a motivi di salute connessi all'età, 85 anni, arrivata
al termine di un impegno lungo 30 anni al servizio della comunità villorbese. A Giacinto va il nostro più sincero ringraziamento, dichiara il sindaco Francesco Soligo, per l'impegno costante, la competenza e la disponibilità dimostrate in tanti anni di servizio. Villorba, conclude il sindaco, gli è riconoscente per quanto ha saputo costruire e donare alla comunità. Nei prossimi giorni Soligo comunicherà la riassegnazione dei referati e la nomina del nuovo vice sindaco di Villorba. Tanti temi, lo dicevamo, delle regionali, tra queste c'è anche l'ambiente. Ebbene, gli effetti e i rischi del cambiamento climatico sulle coltivazioni sono state illustrate ieri dal centro di sperimentazione irrigua creato e voluto dalla regione. Sentite. La raccolta della barbabietola si è visto che c'era un calo di produzione di quasi il 70%. Questa immagine racconta meglio di ogni parola cosa significhi cambiamento climatico. A sinistra barbabietole coltivate con il clima attuale, a destra con 2 gradi centigradi in più. Stessa cosa con le patate, che come le bietole sono state coltivate sullo stesso terreno a parità di esposizione solare e irrigazione. Risultati di un test sul clima e agricoltura presentati dalla responsabile del centro di sperimentazione irrigua ai consorzi di bonifica del Veneto nell'incontro organizzato nella sede di Cologna Veneta del LEB, che raggruppa gli enti Lessigno, Berico e Euganeo. È un allarme importantissimo, avere un dato visivo e pesato a fine stagione ha un effetto anche sulla consapevolezza dei nostri suoli. Suolo veneto sempre più povero di sostanza organica. Le nostre pianure tendenzialmente hanno meno del 2% di carbonio organico per conformazione, ce n'è di più magari sulla montagna o nei territori collinari. Quello che la pianta dovrebbe avere per avere un ottimum produttivo senza bisogno di aiuti siamo sul 15-20%. Sostanza organica che trattiene l'acqua, assorbendo e non dilavando piogge improvvise e molto intense, ma anche diventare riserva strategica in caso di siccità prolungata. Se dovessimo usare un bilancino, un 1% in più sono 250 metri cubi d'acqua. Ora è un numero che in annate favorevoli magari è molto poco, però in annate siccitose come il 2022 o un altro risulta non è fatto che si possa fare agricoltura o meno su determinati territori. Dati nelle mani dei consorzi di bonifica per la gestione oculata delle acque con un obiettivo ben preciso. Aiutano i consorzi nella gestione del territorio sia per quanto riguarda la manutenzione sia per quanto riguarda la programmazione e progettazione di nuove opere. L'appello costante e continuo alle risorse. Siamo in una fase di rinnovo regionale e quello che ci aspettiamo dal futuro governo di questa regione è che ci siano più risorse adeguate per i consorzi di bonifica per intervenire appunto sul territorio, che è un territorio, ricordiamolo, fragile, non solo dovuto al cambiamento climatico ma proprio alla conformazione della nostra straordinaria regione. Anche a Treviso, come in tutte le piazze, la cerimonia del 4 novembre, nel giorno dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate. Una mattinata dedicata all'onore e alla memoria della pace, siglata a Villa Giusti a Padova nel 1918. La tradizionale cerimonia, alla presenza delle autorità civili e militari di Treviso, ha visto la partecipazione anche delle associazioni combattentistiche ed arma e degli studenti delle scuole trevigiane che hanno onorato l'alzabandiera. Uno dei passaggi chiave è stato il messaggio ai giovani lanciato dal prefetto di Treviso, Angelo Sidoti, che ha preso la parola dopo la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto. Giovani che oggi vivono in un mondo più interconnesso, ma anche più incerto e con più occulte insidie, ha detto. Penso ai condizionamenti indotti da prodotti, rappresentazioni e contenuti dalle visioni distorte e infarciti di disvalore, esaltati come modelli. Ai giovani, ha proseguito, dobbiamo trasmettere il senso autentico di questa giornata. Non celebriamo la guerra, ma la pace conquistata attraverso il coraggio, il dialogo, la responsabilità. E un pensiero è stato rivolto anche ai 3 carabinieri recentemente deceduti a Casteldazzano. Sono le ulteriori 3 vittime che purtroppo continuiamo a mietere, non dimentichiamo nemmeno l'incidente alle forze di polizia che ha visto perdere un'ulteriore unità. È un dolore che portiamo tutti dentro, corpi di Stato, forze di polizia, difesa, in realtà siamo una grande famiglia unita per lo Stato, quindi le mie condoglianze ai familiari di questo doloroso
accaduto. Una famiglia, quella delle Forze Armate Italiane, che con spirito di servizio, dedizione e senso del dovere rappresenta un presidio di legalità, solidarietà e coesione sociale e che oggi più che mai si mette in ascolto anche di quei giovani che vivono disagi e che magari possono trovare in loro un'ispirazione. È quello che ci auguriamo a tutti gli effetti. Il giuramento che noi militari facciamo è quello di servire lo Stato e i giovani sono il nostro futuro, sono la nostra speranza per un domani migliore, quindi è un bene che possano avvicinarsi a noi e capire che siamo lì per loro e non contro di loro. Parliamo di scacchi adesso con il primo torneo in Veneto per giocatori ciechi e ipovedenti. A organizzarlo ad Abano Terme l'omonimo circolo scacchistico che ha sede a Treviso. 29 giocatori da 9 regioni italiane si sono sfidate nel primo torneo in Veneto per ciechi o ipovedenti. Ad organizzarlo lo scorso fine settimana ad Abano Terme il circolo scacchistico italiano per ciechi ed ipovedenti, nato nel 2023 a Treviso. I giocatori si sono cimentati su speciali scacchiere tattili. Questa che vedete davanti a me è una scacchiera per non vedenti. Questi sono i pezzi bianchi che vedete, sono pezzi lisci. È una scacchiera magnetica, il pezzo si solleva e si rimette nella sua casella. Le caselle bianche sono le caselle basse e lisce, le caselle nere sono ruvide e più alte rispetto alle bianche. I pezzi neri si distinguono per un chiodino che hanno sulla sommità. In questo modo mani esperte ed allenate al nobile gioco conoscono in ogni momento la posizione esatta dei pezzi sulla scacchiera e le manovre da eseguire per attaccare o per difendere, e sotto i tavoli immancabili compagni, i fedeli cani guida. Adesso andiamo nel bellunese. E ripartiamo dalla cronaca. Abbiamo parlato di furti e rapine, 3 furti messi a segno e 2 tentativi tra Belluno e Ponte nelle Alpi la scorsa notte. Un'auto sospetta è stata intercettata dai carabinieri, uno dei militari è stato quasi investito, mentre una volante della questura nel tentativo di mettersi sulle tracce dei malviventi è finita sulla cuspide dell'imbocco autostradale a Pian di Bedoia. Insomma, una nottata davvero frenetica. Una notte di tensione tra Belluno e Ponte nelle Alpi, teatro di una lunga operazione dei carabinieri dopo una serie di furti in abitazione. 3 colpi andati a segno, 2 solo tentati. Poi la svolta, quando fra le 21 e le 22 una Audi S3 nera è stata intercettata dai carabinieri nei pressi del Baragip di Ponte nelle Alpi. L'auto era ferma, ma al momento del controllo l'uomo al volante è improvvisamente messo in moto, tentando di investire un carabiniere. Il collega ha reagito sparando un colpo di pistola, colpendo il cerchione dell'auto, un'azione mirata e proporzionata che non ha provocato feriti, ma non ha nemmeno fermato la fuga, perché il malvivente al volante si è lanciato lungo la Lemagna in direzione Longarone. Lì, all'altezza dello svincolo dell'A27, la corsa si è fatta ancora più pericolosa. Nel tentativo di cambiare direzione, l'Audi e la pattuglia dei carabinieri si sono trovati a pochi metri di distanza, mentre una volante della polizia, intervenuta autonomamente in supporto, ha centrato la cuspide dello svincolo. 2 gli agenti rimasti feriti, fortunatamente in modo lieve. Tecnicamente non un inseguimento, ma una manovra di intercettazione ad alta tensione, si apprende da fonti investigative. L'Audi è stata ritrovata poco dopo, abbandonata tra Longarone e Ponte nelle Alpi. All'interno targhe clonate, attrezzi da scasso e un flessibile. L'auto è ora sotto sequestro, a disposizione della Procura della Repubblica di Belluno. Dei responsabili nessuna traccia. Si sarebbero dileguati nei campi setacciati dai militari palmo a palmo per tutta la notte. Secondo le prime informazioni, una sola persona era a bordo, ma le indagini puntano a individuare i complici della banda responsabile dei furti. Alla cronaca di nuovo alla politica e di nuovo alle regionali. Il senatore Antonio De Poli lancia la campagna elettorale a Belluno dei 5 candidati consiglieri per l'Unione di Centro a sostegno di Alberto Stefani. A Belluno entra nel vivo la campagna elettorale per le prossime elezioni regionali, ultimi 20 giorni di tempo per i candidati dell'UDC, l'Unione di Centro, che ambisce a tornare a Palazzo Ferrofini a sostegno del candidato del centrodestra Alberto Stefani. Al centro la persona, il Veneto nel cuore, sono i nostri valori fondanti, prima il sociale, prima la sanità, prima la persona, e credo che questo sia un contesto di vita oggi fondamentale. Antonio De Poli, parlamentare e segretario dell'UDC, arriva a Belluno mostrando il volume che contiene
contiene il programma ben definito, non un pacco di carte ma cose concrete, precisa, parlando delle priorità che cambieranno la programmazione della Regione del futuro. Senza salute non si va da nessuna parte, senza lavoro non c'è dignità e credo che questo siano due considerazioni veramente importanti ma straordinarie per la vita di ognuno di noi. I temi della persona, perciò della famiglia, della casa e del lavoro, dell'impresa e dell'ambiente, tutto a misura dei cittadini. E il programma, ciascuno per le proprie competenze, viene declinato dai candidati. Gianluca Dal Borgo, sindaco di Chies dal Pago, Denise Guadagnin, vice sindaca di Seren del Grappa, Rosanna Mazzega, che arriva dalla pubblica amministrazione, Stefano De Gan, già assessore al tempo della provincia elettiva, e Alex Francescon di Borgo Valbelluna, che con i suoi 19 anni è il più giovane candidato del Veneto. Tutti al lavoro per contribuire a creare una regione diversa. Una regione diversa perché è cambiata la nostra società. Sono cambiate le esigenze sia da un punto di vista lavorativo, sia da un punto di vista abitativo per ognuno di noi, ma altrettanto anche da un punto di vista sociale e sanitario. E quindi credo che in questo contesto il nostro tessuto socio-economico vada riprogrammato in tutte le sue parti, in modo particolare sulle priorità che noi stiamo dando per il prossimo futuro. Le celebrazioni del Giorno dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate ha concluso gli appuntamenti commemorativi di novembre. Anche a Belluno stamattina in Piazza dei Martiri la cerimonia ufficiale coordinata dal 7° Reggimento Alpini di Belluno. All'alzabandiera e la posa di una corona alla stele commemorativa ai caduti delle 2 guerre mondiali è seguita la cerimonia davanti al gonfalone di Belluno, decorato con la medaglia d'oro al valor militare. Presenti le massime autorità civili e militari della provincia, oltre alle associazioni d'arma. Tra i momenti più significativi la consegna della bandiera italiana all'Istituto Catullo di Belluno, lo vedete in queste immagini, a ricevere il tricolore la dirigente scolastica Violetta Anesin, a testimonianza del legame tra la difesa e il mondo dell'istruzione. È davvero tutto, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito e arrivederci.